Manifestazione pacifica, quella di ieri sera che si è svolta in piazza Cavour ad Agrigento, da un gruppo di commercianti, ristoratori, rappresentanti esercizi pubblici, scuole di ballo e di danza, provenienti da diversi paesi della nostra provincia, per manifestare contro le limitazioni che il governo Conte ha introdotto recentemente, provocando perdite notevoli, dopo che le stesse partite IVA si erano messe in regola con le ultime disposizioni che lo stesso decreto Conte aveva previsto dopo il lockdown. La ragione di questa protesta, cioè che il nostro lavoro si sta fermando in questa maniera, quindi abbiamo bisogno di capire le cose come stanno e non vogliamo chiudere, vogliamo lavorare, vogliamo capire il senso di questa ragione della chiusura. Io ho un'attività commerciale che lavora la sera, ho un ristorante, quindi non mi fate aprire perché a pranzo io non arrivo, arrivo solo la sera per le mie piccole cerimonie. E adesso sono, si può dire, quasi nell'astrico, si è finito di lavorare. Quindi vogliamo capire dal governo se loro ci chiudono, se ci pagano, altrimenti vuol dire che noi dobbiamo lavorare. Sono qua in rappresentanza del movimento questo che abbiamo creato a Siculiana, movimento imprenditori. Noi siamo qua per manifestare questa chiusura selvaggia. Non ci stiamo perché stanno penalizzando 2 o 3 categorie e dopo che ci hanno fatto organizzare, spendere soldi, hanno fatto di tutto per permetterci di lavorare. Noi vogliamo che ci siano più controlli, ma vogliamo restare aperti perché dobbiamo sbarcare il lunario come tutti gli altri, questo chiediamo. E stiamo facendo questa manifestazione molto pacifica solo per farci vedere e farci sentire, basta. Noi siamo qui in forma del tutto pacifica perché vogliamo che venga rivisto questo DPCM, perché dobbiamo assolutamente continuare in totale sicurezza, seguendo le norme sicuramente anti-Covid. Noi tutti ci eravamo attrezzati dal 25 maggio, giorno della ripresa, e poi di botto hanno deciso di farci richiudere. Ecco, a questo non ci stiamo. Non ci stiamo perché personalmente avevamo attualizzato tutte quelle che erano le normative, i ragazzi stavano lavorando tranquillamente, ad oggi non ci sono dimostrati focolai in palestre e scuole di danza, quindi non capiamo perché viene penalizzata questa categoria. Lo sport è uguale per tutti, la danza non è uno sport di contatto, ci si può attenere delle semplici regole, così come stavamo facendo, quindi noi siamo qui per chiedere di riprendere. Siamo qui a manifestare per il DPCM che ci ha visto nuovamente in chiusura. Noi vorremmo esercitare il diritto di praticare la nostra disciplina artistica che è la danza. Siete penalizzati sostanzialmente, ma il vostro interlocutore chi è attualmente? Allora, il nostro interlocutore, i nostri enti di promozione sportiva hanno cercato di interagire per far fare appunto i protocolli per la danza in sicurezza. Noi li avevamo già attuati, però ci vediamo penalizzati tantissimo. Vi aspettavate una maggiore adesione da parte di molti commercianti? Mi aspettavo una grandissima adesione, visto e ripeto che io non sono un commerciante, non sono un imprenditore, ho organizzato tutto con gli amici proprio per dare voce a loro, quindi mi aspettavo una grandissima affluenza, proprio per chiedere al governo Conte che l'Italia è viva e vuole rimanere viva.